Salgono a 2 gli indagati da parte della Procura della Repubblica di Agrigento sull'incidente del tennista Marco Chiaramonti. Manifestazione oggi per la Palestina organizzata dalla CGIL di Agrigento davanti alla prefettura, consegnato un documento al prefetto Caccamo. Firmato un importante accordo con i sindacati da parte dell'ASP di Agrigento per il loro personale. L'ANCE di Agrigento sottoscrive un protocollo con i sindacati per le imprese edili che assumeranno i giovani di prima occupazione. Arrestato un avvocato al carcere Pagliarelli di Palermo, tentava di dare un cellulare a un esponente della Sacra Corona. 2 uomini arrestati dai carabinieri di Agrigento trovati in possesso di droga, ricordato a Palermo il giudice Terranova e il suo collaboratore Mancuso, uccisi dalla mafia il 25 settembre del 1979. Secondo appuntamento stasera per la rassegna culturale Riflessi organizzata dal Parco Archeologico, si esibirà l'Orchestra Palermo Classica. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, venerdì 26 settembre. Apriamo con una notizia, un'ultima ora ufficiale, comunicataci dal sindaco di Agrigento: mini rimpasto nella giunta comunale al posto di Costantino Ciulla e del già dimissionario Aurelio Tupria subentrano Sandro Montalbano, direttore amministrativo di una scuola, e Riccardo Accurso Tagano, praticante avvocato. A Montalbano sono state affidate le deleghe della cultura, beni culturali, rapporti con il parco archeologico. A Accurso Tagano le deleghe dello sviluppo economico, promozione del territorio, commercio, industria, artigianato, agricoltura e mercati, ed edilizia scolastica. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè saluta l'ingresso dei nuovi assessori, confidando nel loro prezioso contributo a favore dell'efficacia dell'azione amministrativa nell'interesse della comunità agrigentina. Il sindaco Miccichè rivolge inoltre un profondo ringraziamento agli assessori uscenti Ciulla e Trupia per l'ottimo lavoro prestato nella concretizzazione del programma amministrativo del governo della città e in particolare nell'impegno incessante profuso nei settori di competenza tra cultura, turismo, ambiente e finanze con capacità e professionalità. Salgono a 2 gli indagati nell'ambito dell'inchiesta scaturita dall'incidente stradale costato al 50enne istruttore di tennis e padel Marco Chiaramonti il servizio. Sono 2 gli indagati nell'ambito dell'inchiesta scaturita dall'incidente stradale che è costato la vita al 50enne istruttore di tennis Marco Chiaramonti, dopo il funzionario comunale Avenia, che si occupa anche di gestione e manutenzione delle strade comunali. È stato iscritto sul registro degli indagati un dipendente comunale delegato a occuparsi proprio della manutenzione delle strade cittadine. Anche in questo caso si tratta di un atto dovuto riconducibile al fatto che l'intera indagine affidata sul campo ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Agrigento ruota sulla buca presente sull'asfalto di Viale Emporium. Bisogna chiarire se l'uomo alla guida dello scooter sia caduto a causa di una buca presente sul manto stradale o se alla base della tragedia c'era dell'altro. La Procura di Agrigento ha disposto l'autopsia sulla salma dello sfortunato 50enne. L'esame autoptico sarà eseguito nella giornata di sabato nella camera mortuaria dell'ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio, dopo che i pubblici ministeri Battaglia e Bentivegna, titolari del fascicolo d'indagine, incaricheranno formalmente un pool di specialisti, il medico legale Alberto Alongi, il tossicologo forense Pietro Zuccarello. I familiari di Marco Chiaramonti hanno nominato quali loro difensori di fiducia gli avvocati Salvatore Amato e Angelo Farrugia. Intanto c'è da registrare la presa di posizione del presidente del CDA dell'azienda idrica dei comuni agrigentini. AICA non ha mai seguito interventi di riparazione sul tratto del Viale Emporium interessato dall'avvallamento, precisa l'azienda idrica con una nota. Non c'è mai pervenuta, afferma la presidente Naubile, alcuna nota ufficiale del comune di Agrigento relativa a segnalazioni o richieste di intervento sul punto indicato. Mobilitazione oggi da parte della CGIL di Agrigento per la pace a Gaza a sostegno dell'iniziativa umanitaria della missione navale Flottiglia. Un documento è stato anche consegnato al prefetto di Agrigento. Le interviste.
manifestare per chiedere la pace? Da oggi mobilitazione permanente, la CGIL ha dichiarato lo stato d'agitazione sino a quando i governi di questo mondo non riescono a trovare il sistema per dire al governo israeliano che non sono i padroni del mondo. Stanno facendo atti terroristici nella qualità di capo di governo. Oggi a sostegno della missione di pace, di umanità della flottiglia che porta viveri e generi alimentari, e in cambio ricevono le bombe, i droni che fanno attentati a queste navi e a queste barche che portano tanta solidarietà. Ecco, noi siamo pronti allo sciopero generale. Se il governo Meloni non la smette di consentire, assieme alla complicità del governo degli Stati Uniti, a Israele di comportarsi come i terroristi, la CGIL proclamerà lo sciopero generale nel nostro paese sino a quando non si troverà una soluzione per portare la pace in Palestina. Anche tu in piazza per manifestare, chiedere la pace? Siamo qua per manifestare, per chiedere la pace, siamo qua da esseri umani perché vogliamo costruire giustizia sociale, vogliamo costruire e dare un segnale di umanità, perché nessun conflitto può essere risolto ancora ad oggi con le bombe, con la sofferenza di vite umane e di bambini. Per questo noi oggi siamo qua, per lanciare questo messaggio di speranza, nella speranza appunto di pace e di risoluzione di questo genocidio che sta avvenendo a Gaza. Accordo tra l'ASP di Agrigento e le organizzazioni sindacali, firmata l'intesa di graduazione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali per gli oltre 700 dipendenti. Il nostro servizio. La direzione strategica dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha siglato insieme alla delegazione trattante di parte sindacale un importante accordo d'intesa per la graduazione e l'attribuzione degli incarichi professionali destinati al personale dirigente aziendale. Il provvedimento riguarda oltre 700 dirigenti sanitari amministrativi, tecnici, professionali in servizio presso l'ASP Agrigentina. Si tratta della prima volta dell'istituzione dell'azienda sanitaria provinciale in Sicilia, avvenuta nel 2009, che l'ASP di Agrigento definisce le procedure e il regolamento di conferimento, che rappresenta un passo decisivo atteso da tempo per il riconoscimento del merito e della professionalità, per la valorizzazione delle competenze interne in linea con le esigenze organizzative dell'ASP, definendo percorsi professionali chiari, trasparenti e coerenti con le funzioni realmente svolte dal personale dirigente. La firma dell'accordo è un frutto di confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali e permetterà all'ASP di Agrigento di avviare entro l'anno gli avvisi interni di conferimento degli incarichi professionali. Si tratta di un passaggio fondamentale, ha dichiarato il direttore dell'ASP Giuseppe Capodieci, che consente finalmente di dare piena attuazione alle norme contrattuali, di riconoscere in maniera puntuale il ruolo e le competenze dei nostri dirigenti, insieme alla già completate attribuzioni delle responsabilità delle unità operative avvenute nei mesi scorsi. Quello odierno rappresenta un forte segnale di attenzione verso il personale, vero motore del sistema sanitario provinciale. L'accordo rappresenta un importante punto di arrivo dopo un lungo lavoro di ricognizione e valutazione, ma anche un punto di partenza per la costruzione di un'organizzazione sempre più efficiente, motivata e orientata alla qualità di servizi offerta ai cittadini. Un importante accordo sindacale è stato raggiunto per le imprese edili tra l'ANCE e le organizzazioni sindacali di categoria verso i nuovi assunti nel settore. Il servizio. Grazie al verbale dell'accordo sindacale sottoscritto il 22 settembre tra l'ANCE di Agrigento e le organizzazioni sindacali di categoria Filca CISL, Fillea CGL e Feneal Will, sono state incrementate le prestazioni in favore dei lavoratori edili ed è stata introdotta una nuova prestazione come il premio di primo ingresso dei giovani del settore edile nella provincia di Agrigento, quanto affermato dal presidente dell'ANCE di Agrigento Tommaso Sciara.
In particolare il Presidente esprime soddisfazione, tra l'altro, per essere riusciti a introdurre per la prima volta nella nostra provincia una premialità per le imprese iscritte alla Cassa Edile Agrigentina. Tale premialità sarà riconosciuta nella modalità di sgravio alle imprese in regola. Tutto ciò, afferma il Presidente Sciara, mantenendo inalterate le aliquote di contribuzione per le imprese. Siamo convinti, come ANCI Agrigento, conclude il Presidente Tommaso Sciara, di aver intrapreso un percorso virtuoso per dare un contributo di sostenibilità e sviluppo alle imprese del settore delle costruzioni della nostra provincia che si adeguano correttamente alla normativa nonché ai lavoratori del settore. Per la cronaca, un avvocato è stato arrestato presso l'Istituto Penitenziario Pagliarelli di Palermo per il tentativo di introdurre un telefono cellulare durante il colloquio con un noto esponente della Sacra Corona Unita. Presso la casa circondariale Pagliarelli Lor Russo di Palermo, un avvocato è stato colto in flagranza di reato mentre tentava di introdurre illecitamente un telefono cellulare all'interno dell'istituto penitenziario, consegnandolo a un detenuto di spicco della criminalità organizzata e sottoposto alle restrizioni dell'articolo 14 bis dell'ordinamento carcerario. L'episodio si è verificato all'interno della sala colloqui riservata agli avvocati e grazie alla prontezza e all'alto livello di vigilanza degli agenti della Polizia Penitenziaria, coordinati dal dirigente Giuseppe Rizzo, è stato possibile intervenire tempestivamente bloccando l'azione illegale. Il professionista è stato immediatamente tratto in arresto. L'attività di controllo e prevenzione portata avanti dal personale di Polizia Penitenziaria ha dimostrato ancora una volta l'elevata attenzione rivolta alla sicurezza e al rispetto della legalità all'interno dell'istituto. Le autorità competenti sono già state informate e sono in corso gli accertamenti del caso. L'arresto è stato convalidato con custodia cautelare nello stesso istituto ed è stato eseguito nel pieno rispetto delle garanzie di legge. La direzione dell'istituto e il corpo di polizia penitenziaria confermano il massimo impegno nel contrasto a ogni forma di attività illecita all'interno del carcere, a tutela della sicurezza, della legalità, della trasparenza del sistema penitenziario. L'avvocato si chiama Benedetto Romano, di 41 anni, di San Vito dei Normanni, del Foro di Brindisi. La PM titolare del fascicolo è l'assiduta procuratrice Ilaria De Somma della Procura Ordinaria. L'udienza davanti al Tribunale di Palermo si terrà martedì 30 settembre. È stato invece denunciato a piede libero colui che avrebbe dovuto riceverlo, il 36enne sanvitese Gianluca Lamendola, ritenuto dall'antimafia di Lecce a capo di un clan della Sacra Corona Unita. E 2 uomini sono stati arrestati ad Agrigento con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agrigento hanno fermato Calogero Conti, di 38 anni, originario di Grotte, e Radunane Le Calle, 37 anni, disoccupato, residente in provincia di Napoli. I militari li hanno intercettati nell'auto nella zona centrale della città, lungo la via Mera. Il loro comportamento ha destato sospetti e a seguito di una perquisizione della macchina sono stati trovati ben 14 panetti di hashish per un peso complessivo di 14 kg, destinati ovviamente allo spaccio. Con un decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni, il generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza Leandro Cussochea e Ignazio Gibilaro sono stati nominati rispettivamente vice direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e vice direttore dell'Agenzia Informazione e Sicurezza Interna. Entrambi gli incarichi hanno durata di 4 anni. Delle nomine è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Ne dà notizia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza dalla Repubblica, che dichiara: esprimo ai neo vice direttori migliori auguri di buon lavoro e rivolgo un ringraziamento al prefetto Alessandra Guidi, giunta alla scadenza del mandato di vice direttore DIS, per l'importante servizio svolto in questi anni.
Era il 25 settembre del 1979, venivano barbaramente uccisi dai killer di Cosa Nostra il giudice Cesare Terranova e il suo stretto collaboratore, il maresciallo Lenin Mancuso. Dopo la commemorazione all'incrocio tra via Rutella e via De Amicis si è tenuto ieri un incontro di approfondimento con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. La memoria non potrà mai essere oscurata perché altrimenti non si rimanda niente ai nostri successori, ai nostri posteri. Bisogna però pure dire che la memoria va tramandata nel senso giusto. Deve essere una memoria di coscienza, di virtù, di grande legalità e grande onestà. Quello che abbiamo sentito in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, addirittura dei magistrati, in quel linguaggio così offensivo, così insomma, terribile ad ascoltare, insomma, dei parenti e familiari di chi ha versato il suo sangue, la stessa società civile che non può assolutamente tollerare una cosa del genere, e quindi bisogna anche fare chiarezza in questo campo, che la memoria, ripeto, deve essere tramandata nei canoni giusti e non si può essere duple face. È importante fare memoria, ma è importante anche continuare a fare azioni concrete sul territorio in un momento molto difficile. Sì, perché sono stati raggiunti tantissimi risultati importanti, lo sappiamo, però tuttora c'è la mafia ancora molto, la Cosa Nostra è ancora molto forte su tutto il territorio, ci sono continuamente appunto fenomeni di violenza anche tra i giovani, quindi insomma è una vigilanza quella che ci deve essere una vigilanza non solo da parte delle forze dell'ordine, da parte della magistratura, ma anche da parte della comunità civile, della società civile. Ci deve essere adesso stiamo uscendo da una scuola, ci deve essere anche appunto una vigilanza in tutti i contesti, perché la Cosa Nostra è sempre in attività e ha la capacità, come sappiamo, camaleontica di andarsi a infilare in tutte le situazioni in cui c'è possibilità di trarre dei profitti, e quindi bisogna sempre essere molto vigili e attenti. Oggi c'erano le scuole, c'erano i ragazzi e la memoria davvero va coltivata ogni giorno. Uno, perché 46 anni fa questi bambini non c'erano, quindi hanno bisogno di conoscere la storia di questa città, la storia di sangue, la storia di un impegno di chi ha pagato con la vita la libertà che oggi tutti quanti abbiamo in questa città. E dall'altra parte, in un momento come questo, in cui ci sono tanti veleni ancora in questo mondo, che è il mondo dell'antimafia e soprattutto del contrasto all'illegalità, diventa importante richiamarsi ai principi virtuosi dei nostri eroi, e quindi ritengo che la memoria sia importante anche perché ci riesce ad indirizzare nel futuro. Come spiegare a dei ragazzi cos'era la mafia e soprattutto quali misfatti ha compiuto? Con l'esempio innanzitutto di noi adulti, quindi confrontandoci con loro in modo franco, ovviamente con un linguaggio consono, e l'incontro quindi con le forze dell'ordine, con i cosiddetti addetti ai lavori, dà la possibilità loro di toccare con mano chi svolge le attività in contrasto alle mafie e alla mafia, e di porsi domande, di farne, di avere qualche risposta. Ovviamente di rielaborare tutto questo con i loro docenti. Queste commemorazioni, a mio avviso, devono servire a questo. Al via una 3 giorni dedicata al tema della gastroenterologia ad Agrigento nel 2025. Si è parlato di prevenzione, microbioma intestinale, cancro del colon e dieta mediterranea capace di ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari, tumori, diabete e disturbi cognitivi, oltre a rallentare il declino cognitivo tipico dell'invecchiamento. Il servizio. La gastroenterologia ad Agrigento, questo è il congresso promosso in programma da ieri a sabato con l'obiettivo di affrontare alcuni dei temi più importanti della gastroenterologia e dell'endoscopia digestiva, temi che ruotano attorno alla prevenzione, considerata la maniera più efficace e meno costosa per affrontare patologie importanti. Durante il congresso si sono confrontati illustri scienziati che hanno fatto il punto sulla prevenzione del cancro gastrico e affrontato un argomento che sta cambiando il modo di fare medicina: la comprensione, le modifiche e l'utilizzo del microbioma intestinale. Un capitolo del congresso è stato dedicato alla prevenzione del cancro del colon, seconda causa di morte per i tumori
sia in Italia per gli uomini e le donne, che si riduce grazie allo screening oncologico, la mortalità fino al 30%. Quindi una sessione sull'impatto della dieta sulle patologie digestive con l'agroalimentare locale dà un importante apporto per una reale prevenzione primaria. Con piacere, approfittando anche che Agrigento è capitale italiana della cultura nell'anno 2025, abbiamo organizzato questo evento, io assieme al dottore Leonardi, che vede coinvolti i migliori specialisti che abbiamo in Italia nel campo della gastroenterologia e anche personalità di livello internazionale. Parleremo di prevenzione primaria e secondaria dei tumori dell'intestino, parleremo di prevenzione primaria nella lotta all'obesità con la dieta mediterranea, del contrasto all'obesità e di quant'altro ci sia di importante e di preventivo che si possa fare nell'ambito della gastroenterologia. Speriamo di riuscire nel nostro intento nel migliore dei modi e di rendere sereni e tranquilli tutti gli ospiti che abbiamo qua e che hanno fatto dei sacrifici per poter arrivare. Presidente, quanto è importante la prevenzione e la lotta contro le malattie tumorali gastrointestinali? La prevenzione è sicuramente la cosa più importante che c'è prima ancora della terapia, perché prevenire significa evitare che il paziente venga operato, evitare che il paziente subisca la chemioterapia o che il paziente possa anche morire. Quindi la prevenzione sicuramente è quella a cui dobbiamo aspirare e dobbiamo convincere le persone a non avere paura della prevenzione, perché ora come ora fare un sangue occulto e eventualmente una coloscopia sono degli esami molto semplici, che anche se invasivi sono scarsamente dolorosi o assolutamente non dolorosi, ma che permettono sicuramente di allungare la vita. Ecco, l'obesità è un problema importante che tratterete. L'obesità perché in Italia oggi abbiamo circa 6 milioni di obesi e 12 milioni di gente in sovrappeso, quindi è un numero enorme, e questo significa esporre questi soggetti al diabete, alle malattie cardiovascolari, alle malattie osteoarticolari e quindi a una qualità di vita scadente, non eccezionale, per cui la lotta all'obesità deve essere fatta in tutti i modi, iniziando ad educare con la dieta mediterranea dalle scuole elementari medie sino a qualunque età. Ecco, farete un focus al Palazzo Congressi proprio dedicato alla dieta mediterranea. Il sabato mattina sarà tutto dedicato alla dieta mediterranea. Ecco, perché? Perché innanzitutto perché è un bene immateriale dell'UNESCO dal 2010, perché questa dieta è sicuramente riconosciuta che previene le malattie tumorali, previene le malattie cardiovascolari e il diabete, quindi va fatta perché costa poco, è di buona qualità e noi ce l'abbiamo a casa, non dobbiamo fare altro che applicarla. 3 giorni dedicati alla gastroenterologia qui ad Agrigento, che tra l'altro capitale della cultura avete scelto proprio questo luogo per parlare di un tema così importante e anche di obesità. Sì, è un tema molto importante, in particolare in questo luogo meraviglioso che si è sempre occupato tradizionalmente di nutrizione. Quindi la nutrizione c'entra con la gastroenterologia sia con le malattie dell'apparato digerente che con il problema dell'obesità e del diabete. E tutte queste cose verranno affrontate in dettaglio in questi giorni da specialisti e super specialisti. Ecco, parlate anche di colonoscopia, quanto è importante per la prevenzione. La coloscopia non si fa, è un po' trascurata. La coloscopia è fondamentale per la prevenzione, soprattutto nei soggetti a rischio, oppure nei soggetti a rischio familiare, perché hanno una storia familiare di polipi o di tumore del colon, ma anche nei soggetti che non hanno questo rischio familiare, che devono sottoporsi al test del sangue occulto fecale e se positivo, per favore, facciano la coloscopia, perché succede anche che ci siano delle persone che fanno il test, risultano positive e poi non fanno per paura la coloscopia. Questo è un grande errore. Che consigli dare? Il consiglio di non aver paura, la coloscopia è un esame assolutamente sicuro, fatto in mani esperte, non ha nessun tipo di controindicazione e complicanze praticamente molto vicine allo zero. Certamente è un passaggio importante perché oggi il problema dell'obesità è di grande serietà, c'è una pandemia, un'endemia
di obesità. Si pensa che nel 2035 quasi l'80% della popolazione sarà obeso e sovrappeso, e questo porta a tante complicazioni, a tante malattie, per cui bisogna mettere un freno, bisogna cercare di arginare. Questo si può fare con la dieta, si può fare con la prevenzione, noi siamo qui per parlare di questo. Ecco, che consigli dare in particolare per i bambini che oggi già per l'alimentazione che fanno tendono molto all'obesità? Ai bambini bisognerebbe dire ai genitori che bisogna evitare le briochine, bisogna evitare le barrette, devono mangiare cose naturali e semplici, buone, fatte bene, olio d'oliva, legumi, verdure, pesce, quello che è la dieta mediterranea. Colon dei tumori? I tumori del colon, sì, i tumori del colon sono un problema perché poi rappresentano anche il risultato finale della cattiva alimentazione, considerato la patologia del benessere, per cui anche lì è importante la prevenzione, ci sono degli screening che ci consentono di andare a trovare lesioni precancerose e levarle quando ancora non sono tumori. Quindi rispondere spesso ai quesiti che manda l'ASPE è conveniente, bisogna fare lo screening, è un'arma importante di prevenzione. Dottor Paolo Cilona, lei è tra relatori di questo interessante convegno sulla gastroenterologia. Non parlerò degli aspetti medici, parlerò degli aspetti di promozione turistica e culturale della città che ospita questo importantissimo convegno. Agrigento ha 2605 anni di storia, ha grandi medici del suo passato, a partire da Zone, da Empedocle, ma anche più recenti come Giovanni Finazzi, come il professore Raimondo Borsellino, come il professore Bino Marino e soprattutto Empedocle Gaglio, che è stato il fondatore dell'ospedale d'Egitto al Cairo. Quindi parlerò di cultura e di medici. Nel contempo cercherò con tutta la mia disponibilità di rendere una serata piacevolissima. E si è svolto ieri a Favara, presso il Castello Chiaramontano, il primo seminario di letteratura organizzato dalla casa editrice Medinova in collaborazione con l'associazione culturale Oltre il Muro. L'intervista al professor Enzo Di Natali. La rivista letteraria Oltre il Muro, in collaborazione con Medinova, ha organizzato ieri a Favara un'interessante iniziativa culturale. Ce ne parli, professore Di Natali. È stata realizzata insieme anche al Centro Studi Rossello. Era un primo seminario di letteratura dal tema dal verseggiare al poetare. Era un seminario di studi. Hanno partecipato critici di un certo valore come Zino Pecoraro, che ha parlato della metrica, Calogero Sorce, che ha parlato del ruolo del critico del letterario. Poi c'è stato un mio intervento che ha sottolineato questo aspetto: la letteratura è una scienza, a tutti gli effetti scienza dell'arte. E infine Antonio Riotta si è soffermato sul ruolo dei premi letterari. Questo primo seminario ha voluto dare un contributo a tutti coloro che amano la poesia perché possano migliorare la propria azione, questo desiderio di esprimere attraverso i versi tutto quanto avverto nel proprio intimo. È stato un momento davvero interessante di confronto. Si ricorda che, essendo stato un seminario, non era dunque un lavoro di assemblea, di grande partecipazione, ma di pubblico, diciamo, più selezionato, pubblico attento appunto alla letteratura e alla poesia. Linea alla regia per la pubblicità. Ispettori ambientali a Palermo, arriva la proroga di 2 mesi, oltre 400 multe per un totale di 80.000 euro di incassi. Ascoltiamo alcuni dati forniti dall'assessore Pietro Alongi. Il Comune di Palermo proroga di un altro mese l'attività degli ispettori ambientali. In soli 2 mesi, assessore, oltre 400 multe.
Sì, per intanto il ruolo degli ispettori ambientali è anche un ruolo di informazione ai cittadini, non sono soltanto in giro per fare le multe, ma vorrei aggiungere a questo dato che è importante, 400 multe, che invece in 2 settimane le 30 fototrappole che abbiamo montato ha già elevato 5.600 multe pulite, cioè significa tutte notificabili. Considerate che sono state posizionate le 30 telecamere in città, coprono appena il 3-4% del territorio, quindi se facciamo i numeri, noi in un mese abbiamo oltre 100.000 violazioni del regolamento sull'abbandono dei rifiuti. E questa è una situazione chiaramente drammatica, ma a questo aggiungo che registriamo, e su questo punto in questo momento c'è il massimo riservo, un'azione, io la definisco criminale, perché quando si abbandonano in una notte, in un angolo di una strada, 20 materassi o 30 frigoriferi, è chiaro che non sono cittadini che stanno abbandonando, perché i cittadini in media vanno sempre presso il CCR, lo fanno anche volentieri. Quindi evidentemente ci sono un gruppo di soggetti che utilizzano la notte, il buio, per abbandonare materassi, camere da letto, frigoriferi e quant'altro. Stiamo parlando, Assessore, dello svincolo di Brancaccio? No, parliamo della città. Sullo svincolo la cosa ancora più grave, quando noi abbiamo iniziato l'attività di bonifica, che tra l'altro sta costando ai cittadini palermitani, perché sono soldi del bilancio comunale, 500.000 euro per bonificare un'area di abbandono rifiuti che è contaminata da amianto. Il sabato e la domenica, quando la ditta non ha lavorato, rientrando al lavoro il lunedì ha trovato decine di quantità di materiale abbandonato dove era stato pulito, quindi voi capite cosa stiamo parlando, tant'è che insieme con RAP abbiamo predisposto immediatamente la presenza di servizio di vigilanza sviluppato da privati che coprirà sia la notte che in serata, questo per evitare che appena finiamo di pulire quell'area l'indomani la troviamo nuovamente sporca e quindi non può essere aperta. Dico queste cose perché siamo seriamente preoccupati, perché in questa città dobbiamo dirci la verità. Se noi pensiamo che la RAP possa sopperire a quello che è l'illegalità diffusa, sicuramente non andiamo da nessuna parte. Abbiamo fatto un calcolo che in questa città ci sono oltre 200.000 abbandoni mensili, 200.000 abbandoni mensili. Parliamo di quantità enormi. Poi la gente giustamente si lamenta, la RAP non spazza. È chiaro che se noi dobbiamo togliere i rifiuti abbandonati, dobbiamo togliere quell'attività da un'altra attività che è fondamentale, è quello dell'attività di spazzamento. Quindi io chiedo veramente ai cittadini massima collaborazione e aggiungo ai cittadini, segnaliamole quando vediamo un camion che passa, che abbandona dei materassi o dei frigoriferi. Anche con l'anonimato, voglio dire, si può fare, fatelo tranquillamente. Dove devono fare queste segnalazioni i cittadini eventualmente? Ma guardi, io li invito per intanto a segnalarle al Comando Polizia Municipale, qualcuno l'ha già fatto e noi poi abbiamo proseguito la nostra attività e lo facciamo perché credo che sia questo il percorso importante. Ritorno nei voli di Ryanair all'aeroporto Trapani-Birgi, ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Thank you for the welcome here today. Ryanair. Siamo davvero felici di annunciare oggi la 20ª base in Italia di Ryanair. Siamo davvero felici di annunciarlo qui. Trapani è la base numero 20. Voglio ringraziare l'assessore Aricò, il governo regionale. Per fare questo è stato decisivo la scelta coraggiosa del governo regionale di abolire l'addizionale municipale negli aeroporti minori. A questo Ryanair ha risposto con un investimento importante, 200 milioni di euro. Come vi hanno convinti a ritornare su Trapani Birgi? Con quali argomenti? I think the government have made a very brave decision by removing the municipal tax. La decisione del governo regionale è stata una decisione molto coraggiosa, e cioè quella di abolire l'addizionale municipale qui negli aeroporti più piccoli, e quindi incluso anche l'aeroporto di Trapani Marsala. A questo Ryanair ha risposto con un investimento molto importante, l'apertura di una nuova base, 2 aeromobili
blasati per un investimento complessivo di 200 milioni di dollari, 23 nuove rotte, il supporto a 800 posti di lavoro locali. È importante per la connettività per chi vive qui, Trapani-Marsala, in questo territorio, ma è ancora più importante per l'incoming turistico. La cosa da dire è che tutto questo può essere esteso a tutti gli aeroporti. Di quell'esperienza precedente che vi ha visti e ci ha visti tutti i protagonisti, cosa ricorda? È una regione molto importante e straordinaria, siamo molto felici di essere tornati qui con l'apertura di una nuova base. Ci potranno essere grandi investimenti sul turismo, nel settore della ristorazione, nel settore alberghiero. Siamo molto felici di essere qui e siamo sicuri che vedremo una crescita del traffico e anche del numero dell'incoming turistico, dei turisti che sceglieranno di venire qui non solo a luglio-agosto ma durante tutto l'anno. Non si mette a ridere, ve ne siete andati voi e si è spenta la luce. Ma siamo tornati, c'è stata una decisione importante, l'abolizione dell'addizionale municipale. Trapani oggi è competitiva, l'Italia, l'Europa deve essere competitiva, questo è quello che dice il rapporto Draghi. Siamo molto felici di investire qui e saremo molto orgogliosi nel vedere gli investimenti che continueranno e che cresceranno in questo territorio. Quante rotte vi saranno? 23 rotte, di cui 11 nuove, connessioni importanti domestiche e non domestiche, Bournemouth in UK, Arlanda, Stoccolma in Svezia, ma anche domestiche come Pescara, e insomma ci sono tante rotte, una connettività che cresce per questo territorio. Non le piange il cuore vedere quell'aeroporto una cattedrale nel deserto? È un aeroporto importante, straordinario, crescerà il turismo, l'importante è anzitutto far crescere il traffico, quindi far venire passeggeri e sviluppare poi tutto il resto. Continuano le iniziative del Settembre Nisseno a Caltanissetta, ce ne parlano i colleghi di Caltanissetta. Volge al termine Settembre Nisseno, un mese di eventi che ha trasformato Caltanissetta in un grande palcoscenico diffuso, capace di coniugare cultura, musica, sport, tradizione e inclusione. Un percorso che giorno dopo giorno ha animato la città, portando con sé partecipazione e momenti di forte condivisione, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e realtà del volontariato. Uno degli obiettivi principali era riportare attenzione e vitalità nel centro storico. Proprio qui si è concentrata una parte significativa delle manifestazioni, restituendo energia e bellezza a luoghi simbolici della città e contribuendo a riscoprirne l'anima più autentica. Gli eventi sono un momento di coesione, di socializzazione e di presenza alla nostra città, dove noi cerchiamo di dare risposta alla gente e soprattutto quello che cerchiamo di fare e che cercheremo di fare con tutte le nostre forze è quello di ridare un centro storico, la vivibilità a un centro storico che in realtà è martoriato. Con gli ultimi appuntamenti in programma, dalla storica fiera commerciale alla festa di San Michele, che quest'anno assume un significato speciale per i 400 anni dall'apparizione del santo, si conclude il programma di Settembre Nisseno, un'edizione, quella di quest'anno, che ha saputo attrarre visitatori da fuori, valorizzando il territorio e la sua identità culturale. La fiera di San Michele anche quest'anno si svolgerà tra via Rochester, più in particolare le Bangarelle, e poi le giostre come ogni anno presso il parcheggio dello stadio comunale Pian del Lago. Settembre Nisseno rappresenta anche un pezzo di identità della nostra città, perché noi come amministrazione fin dal primo anno, quindi dall'anno scorso di questa amministrazione, abbiamo voluto puntare molto anche in termini economici, e io in questo caso intervengo come assessore anche al bilancio. Abbiamo investito l'anno scorso ma anche quest'anno molte risorse per questi eventi che poi alla fine rappresentano sì l'identità, sì la tradizione, sia la storia della nostra città, perché poi sono eventi che vanno anche a toccare diversi settori, quelli che sono settori artistici, culturali, musicali. Un'interessante iniziativa culturale si è svolta al Cinesperia di Alcamo in collaborazione con il Liceo Ferro per il progetto legato al Festival del Cinema di Venezia per l'assegnazione del premio Leoncino d'Oro, i colleghi di Trapani.
Il cinema non è solo spettacolo, ma anche educazione allo sguardo critico e occasione di crescita per le nuove generazioni. È con questo spirito che nasce il progetto David Giovani e Leoncino d'Oro, promosso da ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, in collaborazione con le principali istituzioni cinematografiche italiane. L'iniziativa coinvolge studenti delle scuole superiori in un percorso che li porta a confrontarsi direttamente con i film in concorso nei maggiori festival nazionali, avvicinandoli al linguaggio cinematografico e rendendoli protagonisti come giurati. Ad Alcamo il progetto prende vita grazie alla sinergia tra il Liceo Ferro ed il Cinema Esperia, che diventa spazio di visione e confronto, trasformando la sala in un'aula speciale dove i ragazzi non sono semplici spettatori ma veri protagonisti. L'Associazione Nazionale Esercenti Cinema sceglie alcune località di cui noi facciamo parte per far vedere i film a una giuria formata da giovanissimi studenti. Per noi, diciamo, essendo proprio una passione, è fondamentale far conoscere la magia del film nella sala cinematografica. L'opportunità che viene fuori con il premio Leoncino d'Oro del Festival di Venezia è far partecipare numerosi studenti che a sua volta si avvicinano, si appassionano all'arte cinematografica, è il massimo dell'esperienza. Di fianco a me abbiamo la ragazza che ha vinto l'anno scorso e che è stata invitata al Festival di Venezia di quest'anno. Inizialmente avevo un po' paura perché giustamente non conoscevo i ragazzi con cui sarei andata, perché eravamo 20 ragazzi, ognuno per ogni regione d'Italia, e quindi avevo un po' paura di non trovarmi bene. Rappresentavi la Sicilia? Sì, ogni ragazzo rappresenta una regione, io la Sicilia. Inizialmente ero un po' spaventata, però dopo c'è stato veramente magnifico, sia dal punto di vista della formazione che ci ha dato, perché abbiamo avuto l'opportunità di incontrare registi, attori, anche scrittrici premio Nobel, anche l'ambiente del cinema in sé stesso. Esatto, anche per esempio abbiamo partecipato al Red Carpet, quindi è stato proprio formativo da questo punto di vista. Un gestore di un cinema, l'unica bella realtà che c'è nella nostra città, ti ha dato l'opportunità di ambientarti con quel fascino che il cinema esprime. È stato come realizzare il sogno di qualsiasi ragazzo appassionato di cinema della mia età. Cosa hai fatto in sintesi lì? Allora, praticamente guardavamo dai 3 ai 4 film al giorno, e alcuni che partecipavano al concorso della Mostra Internazionale del Cinema e altri no, erano fuori concorso, però li abbiamo visti per interesse personale. Ogni tot di giorni ci mettavamo insieme e ci confrontavamo per dare un voto. Che dicevate? Le nostre opinioni dal punto di vista dell'immagine, del messaggio e quanto fosse adeguato per premiarlo come appunto vincitore del Leoncino d'Oro, dato che noi avevamo la possibilità di assegnare un voto sia per l'Unicef e uno per il Leoncino d'Oro. È stata una delle cose più importanti probabilmente di questa esperienza, perché ci metteva in contatto l'uno con l'altro, ci confrontavamo, quindi è stato molto importante. Quest'anno lo ripeterete questa esperienza? Sì, anche quest'anno partecipiamo alle selezioni e già abbiamo iniziato le proiezioni per gli studenti che hanno aderito all'iniziativa. Quanti sono all'incirca? Saranno una quarantina. La coordinatrice del progetto è la professoressa Nuccia Placenza del Liceo Classico di Alcamo, insieme con mia moglie Vincenza Lungaro. Francesco, come chiudiamo? Con un auspicio, con un in bocca al lupo a tutti i ragazzi, ai dirigenti scolastici che hanno creduto a voi nel portare avanti questo progetto. L'auspicio è di fare ancora un anno bene il nostro lavoro, proprio all'inizio dell'anno scolastico è doveroso dare l'in bocca al lupo a studenti e insegnanti e dirigenti scolastici. Secondo appuntamento oggi per la rassegna Riflessi Culturali che si tiene al Palacongressi, organizzata dall'Ente Parco Archeologico di Agrigento dopo il successo di Steve Hackett e la volta dell'Orchestra Palermo Classica in concerto che promette eleganza e maestria. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale digitale terrestre 268 per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.